alla 37ª giornata di studio del Cristo di Treviso e Collo Veneto. La giornata di oggi si riassume in una parola che in questi mesi fa tendenza: indigniamoci. Cercheremo di offrire uno spaccato sulla manipolazione e varie contraddizioni all'interno delle serie. Proprio su questo tema ci sarà in seconda battuta un teatro per esperti, quale il nostro Fulvio Ponzolo e il professor Giuseppe Bisetto. Però cominceremo la giornata, ci sarà una variazione nel programma, con il signor Roberto De Stefano, che ci racconterà la sua esperienza vissuta per quasi 60 anni all'interno dei Testimoni di Geova, di cui per 27 anni con incarico di anziano. De Stefano ne è uscito circa 2 anni fa e oggi è un osservatore critico. Questa sarà occasione di analisi e approfondimento su questa multinazionale americana, e di questo si tratta. A seguire, dopo l'intervento di professor Gonzone e Bisetto, ci sarà un po' di dibattito, ma di dove ci sarà la Santa Messa e la pausa pranzo. Ci prenderemo alle 14:30 con l'introduzione pomeridiana del Presidente del Cristo di Collo Veneto, Ida Bellina. Quindi ho un breve accenno su quello che saranno gli argomenti del pomeriggio. Il professor Bisetto ci aggiornerà velocemente sulla mappa Setaia Veneta. Quindi il vostro sarà un ricordo del Sai Baba morto e solidato nel sud dell'India il 24 aprile di quest'anno. Tiziana Fumei invece circolerà quanto sono bravi fasoli e mormoni. Avremo poi altri 3 interventi in ambito locale e seguirà un po' di dibattito con voi del pubblico e una breve conclusione di Monsignor Valdanica. Adesso cedo la parola al signor De Stefano. Sì.